Pronti? 1, 2, 3. Subito buono il primo segnale. Veloce 0 Giulia, scavalcata da Ultra Lady Grad. Poi vediamo al largo anche Pickering che cerca di farsi il posto. Manovra che riesce da parte di Roberto Tommasini, quindi in vantaggio Ultra Lady Grad su Pickering, 0 Giulia, poi Ustinov De Mille, Ultimo Nord. Tutti sgranati, intanto 200 metri in 14,5 in partenza da fermo. Per la figlia di Fromabo di Monica Gradi, Ultra Lady Grad, Battistrada, ora tutti praticamente in una lunga fila indiana, intanto primi 400 in 34. Pickering, 0 Giulia, Ustinov De Mille, Ultimo Lord, poi Uppercut Zara Prad, accenna invece a spostare al largo Zola dei Greppi che si trascina Turbine LP, ovvero i due penalizzati che iniziano a risalire dalle retrovie. Intanto 600 in 47 secco, ora Ultimo Lord anticipa, esposta dalla quinta posizione per avanzare al largo e trova a sua volta l'anticipo di 0 Giulia che sposta all'esterno, quindi Ultimo Lord rimane coperto dietro a 0 Giulia che affianca Pickering. Intanto il primo giro è andato via in 1.36, ritmo comunque blando da parte della Battistrada che ora arriva al chilometro passato in 1.19.3. Secondo passaggio davanti alle tribune, si sono formate ora più pariglie. La prima è composta da Ultra Lady Grad e 0 Giulia, poi Pickering con Ultimo Lord, Ustinov De Mille ancora lungo la corda. Intanto Zola dei Greppi e Turbine LP formano l'altro treno esterno con Turbine LP che cerca di spostare al largo di Zola, che a sua volta lo anticipa. Scaramucce a centrogruppo, ma in testa è sempre Ultra Lady Grad che fa buon ritmo su Pickering, 0 Giulia all'esterno all'attacco con Michele Canali, poi avanza ora in maniera più decisa Zola dei Greppi, scavalca Ultimo Lord e si pone a diretto contatto dei primi due, retta di là passata in 14,9, Ultra Lady Grad che tende a scappare su Pickering che rimane un po' lì sul parziale, 0 Giulia all'esterno si fa un gruppo compatto ma davanti c'è poco da fare. Ultra Lady Grad ha preso vantaggio direi decisivo, retta d'arrivo con Ultra Lady Grad in netto vantaggio, la lotta ormai è solo per il secondo posto, vince Ultra Lady Grad mentre 0 Giulia deve difendersi dall'attacco interno di Ustinov De Mille, mentre al quarto il 9 di Zola dei Greppi. Quindi la vittoria per Ultra Lady Grad, Monica Gradi che viene a vincere in un comodo percorso di testa con la sua portacolori, la figlia di Fromabo che viene a vincere la sua 11ª vittoria in carriera. Rivediamo la retta d'arrivo e andiamo a rivedere anche la lotta per le piazze che ha visto 0 Giulia insidiata all'interno da Ustinov De Mille. I due sono direi vicinissimi, proprio vicinissimi. Quindi lasciamo volentieri al giudice d'arrivo il giudizio. Se devo proprio sbilanciarmi, direi che è ancora secondo il maschio di Michele Canali, 0 Giulia, che forse conserva un paio di centimetri di vantaggio su Ustinov De Mille, ma aspettiamo il giudizio del giudice d'arrivo.